con Quagliariello della Lazio Calciotto al termine di un 4-4 che per come era iniziata la gara sembra un punto guadagnato, ma per l'uomo in più, per il carattere e il gioco che avete espresso fino al momento del 4-3 sono 2 punti strabuttati questi. Strabuttati perché nonostante comunque eravamo sotto 2-0 la squadra ha sempre giocato, abbiamo sempre espresso un bel calcio, nonostante appunto la classifica ci dice insomma siamo penultimi, però abbiamo sempre espresso un bel calcio e ci siamo ripresi in 5 minuti, la squadra si è subito riadattata e dopo niente, abbiamo fatto una partita anche grazie all'espulsione insomma per bestemmia, insomma la partita sembrava diretta verso la vittoria. Però come al solito un po' di mancata esperienza, un po' di malizia, magari qualche fallo in più ci avrebbero permesso insomma, di chiudere la partita con una vittoria. Però è andata così, c'è un sacco di rabbia, anche i miei compagni usciti dal campo insomma, erano rabbiosi come me, quindi purtroppo è una partita buttata. Con così tanti giocatori che sanno fare bene le due fasi, sia attaccare che difendere, praticamente tutti tranne Avanzo che è l'unico che fa il difensore vero e proprio, perché anche Asta è bravo quando deve difendere. C'è una prospettiva diversa per poter arrivare più in alto nel girone di ritorno, nel senso gli avversari vanno conosciuto per quello che eravate, forse la classifica, il fatto che possano sottovalutarvi può darvi una mano. Ma io penso che comunque gli avversari ci conoscano e sanno quali sono le nostre qualità, quindi fin dalla prima giornata, come ho detto, abbiamo sempre espresso un bel calcio, quindi sanno che noi siamo una squadra che gioca a calcio e quindi l'ho detto, cioè, ci manca sempre quella malizia, quell'esperienza per chiudere le partite. Infatti abbiamo preso l'ultimo gol con insomma, una ripartenza che veramente neanche in terza categoria la squadra può difendere in questo modo. Infatti non ci spieghiamo assolutamente insomma, questo mancato posizionamento della squadra, però insomma, come ho detto tanta rabbia. Complimenti, in bocca al lupo a Quagliariello Bravi. allora.